Beh, è una zona di risorgire, quindi indubbiamente è importante. Infatti ci sono un po' più qua dei corsi d'acqua che nascono qui. L'acqua nasce qui. Come origine di inquinamento sono le aziende e quindi discarichi abusivi oppure sversamenti accidentali, che può essere l'incidente che abbiamo simulato oggi, il camion che si rovescia, il serbatoio che si rovescia. Sì, non tanto incidenti quanto sversamenti accidentali. Archeologia e storia non sono riusciti a fermare la costruzione di una zincheria a San Pietro di Rosà, alle porte di Bassano. Anzi, c'è di più, pare che l'edificio industriale stia sorgendo su un cumulo di rifiuti speciali, se non tossici, e che stia superando le dimensioni della concessione. Una storia lunga 14 anni a San Pietro di Rosà, 1600 abitanti, un territorio privo di un sito industriale ad alto rischio che qualcuno invece vuole a tutti i costi. Parliamo del PIP 49, il piano zincheria Val Brenta. Lo hanno voluto su tutti Beniamino Didonè, assessore all'urbanistica nel momento in cui fu acquisita l'area e redatta la prima programmazione di piano, nonché direttore dei lavori egli stesso e fratello del sindaco Giovanni Didonè, a capo della giunta che, ultimo atto della sua gestione, l'approvò nel maggio 2002. Mai presidio è durato così a lungo. Da 2 anni il Comitato Cittadino di San Pietro contesta la costruzione di una zincheria a ridosso delle abitazioni nella piccola frazione di Rosà, nel Vicentino. Spiace che di fronte anche a testimonianze di assessore all'ambiente provinciale, ARPAV, USL, ancora ci sia della non fiducia, insomma. Guarda che la nuova zona industriale doveva nascere vicino, era già prevista nel piano regolatore, vicino alla ferrovia, alla linea rosatese, ad est. Ed era più logico. Vedi, quei 2 cartelli gialli lì sono i cartelli del metanodotto più importante che porta il metano a Bassano. È enorme, eh? Per riuscire a fare quella roba lì, l'hanno deviato tutto attorno e riprende il suo corso diretto fino a Bassano. Prova te, come privato, a riuscire a far fare una cosa del genere. Per spostare un metanodotto, per un interesse di un privato, ok, hanno cancellato quello che resisteva da 2000 anni. Lì è l'altare, vedi bene, no? E qui c'è la tomba del cavallo che puoi ammirare. E adesso ti faccio vedere l'edificio invece, questo alto medievale, numero 3. Hai visto il primo, il secondo e il terzo. È grande, abbiamo camminato un po'. È una grande zona archeologica. Bassano è come Pompei, si può anche permettere di toglierne qualcuna.
Ecco, la zincheria terminava il suo lotto qui, ok? Qui. Di qua c'era l'edificio numero 3. Qua facevano la lavorazione del metallo. La zincheria ha buttato giù la rete, sono entrati con le ruspe e si sono presi la zona. L'autostrada a nord, la ferrovia a est e dove costruiscono questa roba qua? A sud-ovest. Nel punto più lontano solo per l'interesse di 4 cialtroni di privati. Questa è la regione, questa è il Veneto, eh. Qua che c'era il granaro, dove mettiamo il sorgo, il frumento, tutte le robe che serviva tutto l'anno. No? Il frumento allora che facevamo mica tanto, no? Facevamo il pan 2 o 3 mesi, dopo si mangiava solo che polenta. Tante volte andavamo a mangiare a minestra o quello che era, andavamo a stare. E ora le bestie che scaldava. Voglia che sia. Perché io facevo un altro modo. Prendevo così, tagliavo qua e 2. Invece da essere da sola, siccome che adesso sono da sola. Qua non si ferma più, passa alti, mentre una volta era quasi tutto un bosco qua, se diciamo. Ogni campo che aveva la pianta, che aveva i fruttari. Adesso sembra un deserto ormai qua. Perché abbiamo visto qua in campagna e dovremmo morire in campagna, noi in mezzo alle fabbriche. Perché andiamo avanti, siamo circondati da fabbriche, noi altri no, da siepi e da aria pura. Aria pura non veniamo più altra. Venga, questa. Bianca. Aspetta che tiriamo giù la carne, caro. Avendo visto per tanto tempo prima le spese, le serate, i giorni, le arrabbiature, eccetera, non lo so se si partiva a fare una roba del genere. Quando io mi chiedo quanto sarà lunga, è lunga, perché mi non voglio dire che quanto. Non si può Sarà lunga, io dice bene, dice ma lunga, ma quanto lunga sarà? 2 anni, 1 anno? No, prima qui sia prima 1 anno. Vedo no, del più. Vedi al tempo saranno. Vedete, fai, ai! Ma hai pensato a quella cosa? No, io che dai uno in bocca. Canta Paciglia, se no ti bevo sono. Etichetta, che anche lui lo sa, che a Venezia l'amor se fa. Y cuando esta mi bello no, justo far decir el no. Muere un punto, far decir el no.
Muore un mondo a tutti noi. Mi tocca a me, vero, che adesso che sono le votazioni, che telefono a Forza Italia e dico, se voi mi informazioni, mi tui e la segui il voto, e se no voto perché Se no muore. E tu via. Tutto bene che cose? No, è qua mi interessa. Ecco, adesso prendiamo tutto. Ah? Mangiare nuove? No, anche. No, ma si fosse guarda, sacramento, guarda che ci abbiamo un po' che no. Io ci ho aiutato anche stasera. Cos'è Gadaneo? Merli o Turdi può essere, qui grandi. Perché ho tutto un po' che sto domandando, ma che usai che saranno? Dai, c'è finché che da ne... Ma come questo che domanderemo a Baciccia? Ma che a testa è buonissima, metti in bocca. Se senza il cuore però. Lo sei di Baciccia? Io che farlo a Tokyo stavo. Ma che io che ti conosco grosso così. Un tirannosauro. Che immaginati tirannosauro. Prima lo fa entrare e poi lo fa sedere, gli dà mangiare e bere allo spazzacamino. Dopo 9 mesi è nato un bel bambino che assomigliava tutto allo spazzacamino. Serata uccelli. Le uccelli quando la femmina? 100. Qua un minuto zitto fuori. Allora, Vedela, guarda. Che presepi. incasso cena 1369, 18206 pagato luce Sì, Maria. 60 euro. Ok? Punto. Il ti si meglio fa una banca ti. Con uno sforzo così, vuol dire, tra la lotteria e la Cina, insomma, vedete che non tira su dei gran soldi. Però di periti eccetera quanti ne abbiamo da 10 gagliardi. 10, ecco, quindi allora abbiamo sempre la riserva del finanziamento, no? Boh, che qui si paga. Ecco, non si deve fermarsi. No. Graziella! Graziella! Il mese prossimo un'altra cena, fissa la data. A notte quando dormivo qua sentivo un rumore e sono venuto fuori e ho visto questi cami che si alzava e scaricava. Ti sentivi il rumore e la ruspa che andava. Da 2 mesi hanno denunciato alla Procura di Bassano, con tanto di documentazione allegata sull'esito di analisi chimiche, che nell'area del PIP 49 centinaia di camion depositano tonnellate di materiale di sottofondo stradale di provenienza illecita e contenente sostanze inquinanti. Se non te che interesse lo ti fai di notte, fai di giorno. Fandolo di notte secondo me mi ha dato il sospetto che lui porta del materiale che non sia corretto.
Dopo 2 mesi risposta nessuna e i camion tutti i giorni continuano a scaricare nella zona. Io uso il termine ecomafia perché apporto e trasporto di sostanze tossiche, io la chiamo solo ecomafia, soprattutto quando si hanno gli appoggi all'interno delle istituzioni. L'altro che si può fare i carotaggi che venisse fuori la verità. Questo? Perché noi altri avevamo il sospetto che sotto ci sia materiale inquinante. Gli stessi carabinieri gli avevano detto cosa stanno portando in questo momento da sotto. Era il periodo che la Beltrame, questo non so se coincide, ma era il periodo che la Beltrame doveva sbonificare fuori delle scorie radioattive. Era lo stesso periodo. Le stesse ditte che venivano a portare qui erano quelle che c'erano in quel momento alla Beltrame. Ma io ne so poco perché mi ha spaccato la testa in quel periodo lì. Quindi... Alle 5:30 del pomeriggio, in una giornata di pioggia, Stefano viene fermato da delle macchine, da dei camioncini che lo bloccano. Lui era in macchina? Lui era in macchina, ma viene fermato anche vicino alle case. Scendono dei mercenari, li chiamo così, e lo pestano a sangue, sprangate di ferro solo nella scatola cranica, solo in questa zona. Cioè è chiaro per me e non capisco perché non sia chiaro per gli inquirenti che si tratta di un episodio per fare palco, per mostrare, perché se volevano dargli una lezione lo prendevano a calci e pugni, avrebbe delle costole rotte, avrebbe il naso rotto, i denti rotti, i denti erano perfetti, il naso era perfetto, solo nella scatola cranica l'hanno colpito a sprangate di ferro. Tentato omicidio per lasciare a chi sta attorno il gesto della brutale violenza e soprattutto per dire vi prendiamo vicino alle case, siamo in grado di seguirvi. Sarebbe bastato che uno mi avesse detto finché ero in coma, guarda che avevo un incidente, ma nessuno mi aveva detto. Cioè non avevo più amici, non avevo più nessuno. Ti prova, stavi a letto adesso ti svegli completamente bloccato, sti qua, non capisci cosa succede, credimi. Ci avevo già che lei sotto droghe e via dicendo delle 2 ore. E la spiegazione che ti aveva dato il tuo cervello era quella? Il cervello era quello di aver pensato, visto una strana guerra civile. Una strana proprio. Mi ricordo da paese a paese. Dopo mi ricordo che non avevano più quasi neanche soldi in Veneto. Pensa alla gente ne bastando andare a lavorare, alla sera andavo a lavorare nella zona di Vicenza. Dove cazzo sei? Chi c'è? Cioè, cosa è successo? Dove è finita tutta la gente? Mi ricordavo tutti i miei amici, la mia donna, eccetera, eccetera. Tutto. Ma per quel caso io ero là? Cosa era successo a il mondo? È sparito il mondo? Vabbè. E non ti puoi muovere, cioè, non ti puoi muovere e non potendo parlare, perché non sapevo avere il tubo. Allora, mi penso aver provato 3-4 volte a staccarmi tutto, coparmi. Scherzi, ma cioè, non me ne frega che sia il paradiso, ma l'importante è che non mi svegli mai più in maniera là. Stai che indovina? Bravo.
pareva che Daniele dovesse venire a abitare, poi quando nel 2002 è iniziato la faccenda del presidio, è come che la casa non l'avesse, non si interessa più alla casa, è occupato nella faccenda là del presidio, nella storia là della zingheria, e così la casa è rimasta così. Questa è un'altra cameretta. I genitori quando hanno dei figli e hanno una certa età, per i genitori vederli un po' sistemati, vederli che formano una famiglia sarebbe il sogno dei genitori. E allora, sai, avere un figlio o una figlia sui 30 anni a noi non dispiace averli là in casa, però se uno si fa una vita, si forma una famiglia, i genitori sono più contenti, insomma, vedono i figli più... La Zincheria Valbrenta inoltra al Comune la domanda di incominciare a poter lavorare, di completare l'opera che aveva incominciato nel 2002, ormai è arrivata alle ultime battute, di completare quest'opera e di cominciare a lavorare. La conferenza dei servizi è un tavolo intorno al quale vengono convocati tutti gli enti che sono preposti a rilasciare il parere perché questa attività possa funzionare. Troviamo all'interno l'ARPA, l'Agenzia di Prevenzione e di Protezione Ambientale, la Provincia di Vicenza, il Comune naturalmente di Rosà, naturalmente che aspettano l'autorizzazione a iniziare, c'è sempre la Zincheria, che è quella proponente che ha fatto la domanda, e all'altra parte del tavolo troviamo il presidio. Naturalmente il presidio spera e ha fiducia che la conferenza di servizi dia ragione al presidio che l'attività non cominci mai, che non vada in essere, mentre la Zincheria si aspetta dalla conferenza dei servizi di poter incominciare a svolgere la sua attività. Allora, io alle 3 non si farò, domani la provincia arriva con un parere. Il problema è che noi non sappiamo quale parere è. Neanche lui non lo sa però. E quindi non si sa esattamente cosa che si pronuncerà, cosa che dirà, questo non si sa. Però il sentore che sia la prima volta che attasa in maniera così muta, completamente muta, proprio da non avere neanche... Prima a me mandava il verbale, no? E ora te lo sai, te lesivi il verbale e poi anche controdurlo. Adesso invece non ha mandato assolutamente nulla. Sì, è povero. Ecco. Quindi domani praticamente si discute... Il lavoro come i carbonari. Come sempre. Si discute a sorpresa. Ragazzi, male, via. E ora morire tutti quanti perché dare l'inizio attività, cosa voglio dirvi? Avete esempi di gente? Niente, non si finito niente. Niente. Tu ti fermi E ora dal tuo punto di vista attendo a partire perché altri esempi ti mostrano che quando chi ha firmato i lavori sono stati bloccati. Il telefono! Comunque guarda che non dormo solo che vi stanotte, che c'è anche qualcun altro che stanotte non. Ti vedrai che in qualche modo... Ciao a tutti, ciao a tutti. Chi si può drogare per partire? Più della conferenza dei servizi. Perché? Hai detto che non puoi partecipare. Hai detto che non si può più partecipare alla conferenza dei servizi come comitato di paese. E allora? E questo significa che io li si autorizza per conto suo. Io che faccio mai capire. Ma tu vedi, hai mai visto un lavoro del genere? Ha espresso un parere di non assoggettamento. Sì.
Fatta. Se la commissione provinciale dice che non si soggetta via, non abbiamo più niente. Non abbiamo più niente. Ira di Dio scatenerà il fuoco. E questi chi sono? A coloro che dicono che è stato bravo in questo piano, che lì ha fatto una cattiva del genere. L'avvocato. Avvocato de merda! Avvocato de merda! Secondo noi era un atto dovuto. Soddisfatto? Ma quando si applica la legge uno non è né soddisfatto né non soddisfatto. Nella vita ci sono opinioni diverse, la legge è fatta per mediare gli interessi, le domande che noi abbiamo fatto sono del tutto perfettamente rispondenti a quelle che sono le leggi vigenti. Quindi la proprietà è soddisfatta? Soddisfatta la proprietà, prende atto che finalmente la legge è stata applicata. Allora loro hanno l'inizio, hanno un'autorizzazione a dei demolatori e al lavoro fatto hanno già l'autorizzazione per iniziare i lavori la produzione di disincaggio. Pronto? Ascolta, siamo praticamente devi occupare il municipio di Rosà che abbiamo bisogno di aiuto. Correte tutti, il municipio, i nostri compaesani vi aspettano. Da lì non ce ne andremo. Correte tutti, c'è bisogno di aiuto. Con l'elecito stanno dando il via alla zincheria. Noi moriamo tutti dal tumore. Dovete venire. Questa sera dobbiamo essere in tanti. Dovete venire, aiutateci, noi lottiamo anche per voi e voi venite una sera assieme a noi. Correte tutti, c'è bisogno di aiuto, con l'esercito stanno dando il via alla zincheria. Siamo o non siamo una comunità? Se la zincheria andrà in porto per tutti noi sarà la condanna, la fine. Uscite e venite a Rosà. Ti potrei attaccare anche domani mattina per dirti, capisci? Sì, scherzo. Vorria essere la malombra, quando chi torna dall'osteria. Nebbia de notte attraverso campi e il canto del fiume in mezzo a via. Me sconderia nei ragnatempo, come un gatto te seguiria. Perché me piace star terente, ma farti fusa e può scampare via. E quando suona mezzanotte, mentre te dormi te spiria. E so curioso dei tuoi segreti, e so invidioso della tua magia. Come amareti te senti l'unico e caende te cambia il sangue. Come amareti te viete ve e mi son reito in bocca ai albi. Roba da matti. Anche se mi go un vecchio compare che go incontrare il crocevia che me gadai a mansanca io go sempre intorno non va più via di notte che da aver paura perché i raisi più che se storte più va profonde dentro a terra e più è ga scorsa dura. Spanderecchina non fa notte che se tre strighe che fia lana non fa notte una busia stua candea che fe monana a notte se unga come una conta che se tre strighe che fia lana Mario mogliere pare fiore stua candea che fe monana. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos
Porque junto a mí piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Nessuno ha mai scaricato o portato dei rifiuti tossici. Sono stati portati dei prodotti derivanti da demolizioni edili, trattati da aziende specializzate e autorizzate per il sottofondo dei piazzali. Il materiale è stato riportato durante il giorno, dalla mattina se volete alla sera, ma mai durante la notte. Alla fine, prima quindi della chiusura della conferenza dei servizi, però raccolti tutti i pareri e avendo anche in mano due sentenze, una del Tribunale di Bassano e una del TAR del 2005, che non legittimava il comitato come comitato e per cui per questo motivo è stato estromesso giustamente dalla conferenza dei servizi. Io intanto non credo che tutta la popolazione sia spaventata e stia pensando che ci sia chissà che disastro ambientale e sanitario, anche perché i numeri si vedono abbastanza, insomma, di che seguito ha adesso in questo momento la protesta. E per questo quindi mi sento molto serena, come sono stata molto serena e tranquilla in tutta questa vicenda. Io, che rappresento probabilmente l'ente più tecnico in questa sala, devo dire che la soluzione non sarà di tipo tecnico.
Sacco, buongiorno. A oggi dalle 11 all'1, mezzogiorno e mezzo. Tre, quattro. Questo è il Buontinti. Ma questo qua No, è grande? no. Come mai che qua senza capire qua ti Guarda, che mi tagliai. Questa è la lista civica che vogliamo fare adesso per il nuovo sindaco. Qua avevo il sindaco Geremia, qua c'è Lorenzo Signori del presidio, che speriamo riuscire a candidarlo, cioè come consigliere. Hai anche una politica da anni che ti sai come impostare, se sai impostare la politica e farsi sentire. Il massimo che abbiamo fatto per di buone speranze. gli spot che tutti i depliant in giro per casa che sta a dire capitai, i santini anche, adesso che sei l'ultima settimana con l'ultima botta e dopo tutto fa. Dimmi che sensazione hai tu ora? Vabbè, ma è scamottaggio, dai. Comunque fino a lunedì siamo vincenti, comunque. Lei all'inizio aveva la possibilità di poterli rimediare, il fatto di non aver rimediato è una colpevolezza mica da poco. Stefano, facciamo una serata con il vecchio sistema di fare il comizio. E se mettiamo qua faremo il comizio una sera. Il nostro problema sostanzialmente è stato di aver sempre contro il comune. Intendo perché voi altri siete candidati sindaci e la domanda abbiamo fatto come comune in questo istante. La domanda che vogliamo fare verso chi verrà a essere sindaco, se qua che può essere il vostro atteggiamento verso un comitato che non fa nient'altro che fare le denunce in base a quelli che è la volontà e quelli che si è sentito da parte della stragrande maggioranza di chi che vive là. Allora io racconto della mia esperienza. La mia esperienza nei primi anni andavo spesso ai servizi tecnici, all'ufficio tecnico per chiedere la regolarità di quel manufatto. Allora mi è sempre stato detto di sì. Il risultato è stato che dopo 3 anni ci siamo trovati con delle sentenze al TAR, delle sentenze del Consiglio di Stato che non era proprio regolare, no? E di fronte alla sentenza del Consiglio di Stato l'amministrazione comunale ha scelto la linea dell'attendismo, no? E quindi ha mandato questa lettera che mi ricordo del settembre che diceva attenzione Zincheria, tu puoi andare avanti ma ti assumi le tue responsabilità nonostante i ripetute denunce fatte dal comitato, no? Siccome non sono stati perseguiti dagli organi competenti né gli uffici né tantomeno chi non ha applicato queste famose sentenze, la procedura che è stata seguita è una procedura che è stata rispettosa di quelle che sono state le sentenze dei vari ricorsi. Il sindaco è la massima autorità responsabile della salute dei cittadini. Il 18 febbraio 2005 nel cantiere della Zincheria La Brenta è sbocciata una gelatina bianca tossica. Noi stiamo spendendo decine di migliaia di euro per tutelare gli interessi diffusi dei cittadini per un problema di salute, per un problema della collettività. E vogliamo sapere se c'è qualcuno di voi candidati che ci aiuterà a fare questi carotaggi. Ripeto, è per un problema di salute. Se la cosa è da fare, si fa. E se qualcuno ha sbagliato se ne assume le responsabilità fino in ultima, nel senso che certe cose come la salute non sono monetizzabili e quindi si va a ripristinare e si va a intervenire in maniera drastica e risolutiva. Il comune non è
non è inserito in questo contenzioso, in quanto è una disputa che è diretta tra ditta e comitato. Ben più del comitato è il sindaco. Ben più del comitato, Allora, rappresenta la io, cittadinanza. essendo sindaco, essendo responsabile della salute dei cittadini, perché questa è una delle mie responsabilità come quella di pubblica sicurezza, penso che ognuno si assumerà la responsabilità del caso, come è giusto che sia. Ma dovremmo pagare i privati. Quindi il comune, su ancora te, non dovremo pagare noi come cittadini privati i carotaggi. Non sarà il comune che si farà la responsabilità. Quando si sentono che ci sono, vengono evidenziate problematicità, vengono evidenziati rischi di salute o rischi ambientali, siamo i primi ad intervenire e a chiamare gli enti proposti a intervenire in questo senso. Questo è sempre stato fatto. Il 7 di giugno dell'anno scorso, per far sì che la zincheria possa partire senza la valutazione di impatto ambientale, trovano l'escamotage di cacciare il comitato del paese, cioè di cacciarci noi, il nostro avvocato, quello che abbiamo presentato. Io non mi sono alzato, i poliziotti quando sono venuti li hanno chiamati per portarmi fuori, i poliziotti hanno detto ma almeno lasciatelo dentro ad ascoltare. La padrona della zincheria, la moglie di Bourignon, ha detto ma lasciatelo qui che almeno ascolti. Mirko Campagnolo ha detto abbiamo applicato fin troppa democrazia contro questi qua. E quel che vi domando, mi permetto di dirvi a voi che se diventerete sindaci, a se che il 7 di giugno invitate il comitato di paese in segno di amicizia tra Rosà e San Piero. Qui 2 ore non lo trovo. Mamma mia. Ah no, eccolo qua. Ecco, vieni qua, ti faccio vedere. Item dixix, quenemore a Troso de Roia. Troso significa la strada di campagna. Inferiusquem ad Trosum Beveratorem. Il Troso Beveratorem è la brega, quella dove c'è adesso presidio, c'è la zincheria, eccetera. Et a Caldem Paderni, cioè dalla strada che va a Paderno, usquem a Ripam Granarie est communis Bassani, et a ipsum pertinente. Io mi sento più a mio agio in quell'epoca lì che questa. Delino e Alice Rebus che venditi usata stateram. Poi vedi come scrivevano bene. C'era una vera scuola, Le tesoro Ecclesia Sancta Maria. Sono leggi bellissime, Magari fossero applicate ancora adesso. C'era un rispetto per quella che era la... Credo che adesso diciamo ambiente, che non era da poco. È bello vedere dentro, che bello che è, anche dietro c'è anche il parco. Ieri sera ero a fare un comizio a Belluno e stavamo parlando di famiglia e ho aperto la giacca. Di solito quando io apro la giacca scopre sempre un casino, perché ho sotto io i miei messaggi politici tanti volte, li veicolo attraverso le mie magliette. È una cosa che lasci lì, anche passando, camminando tra la gente ti ascolta. E là c'è una candidata della sinistra che segue il sociale, eccetera.
io ho aperto la mia maglietta che ha mandato alla festa degli alpini su a Cuneo domenica scorsa con su viva la gnocca, così si capisce subito a che parte sta. E non ci vuole più niente. Non si discute più di politica, infatti. Quindi la sinistra non esiste più perché ti vedi che si autofrantuma da sé, per cui quando chi si ha ognuno condivide i suoi, si spartisse anzi si divide proprio perché si spartisse e quindi si finalizza questo sì. E dell'interesse collettivo, siccome non gli interessa niente del popolino, no, ai vertici lui non sa neanche che esiste il comitato. E qua devo sentire l'ultima. E qua devo sentire l'ultima. Insomma che vedo fuori che va sul ristorante. Arriva la cameriera che fa una ordina menestra e una bella bistecca. E porta e mangia, dopo che serve qualcos'altro. E sì che fa, quello che ha la bistecca, a me mi porta la menestra e io che ha la menestra, a me mi porta la bistecca. Io buono di queste cose amate. Insomma, finisce e va là da noi, possono portare via Sicilia. Adesso vorrei domandarvi come mai che prima una che mangiava bistecca, dopo la menestra, che altra che fa una. Che non so che è nata intera. Mamma mia, che cagata! I piedi, il braccio, l'altro braccio, la lancia, quello che sorregge sulla lancia. E da qui si parte e diventano onde, qualcosa esce dal suo corpo e se ne va dietro. Ma così, questo è uno dei tanti, Questa è la testimonianza di una cultura che era qui. Cioè quello che avevano nella loro fede, di quello che pensavano. Io non so se questo era un ex voto oppure un portafortuna oppure semplicemente lo schizzo di qualcuno che mentre costruiva i muri non sapeva cosa fare e si è divertito. Beh, dubito perché centinaia non sono certo semplici incisi, sono porfidi molto duri. Sai perché c'è l'otto qua? Questo era un reperto di prove quando mi hanno spaccato la testa. Hanno fatto 3 perquisizioni qui in casa mia. Hanno umiliato in tutte le maniere la mia donna e la mia famiglia. Quindi neanche a capire cosa che lui ha fatto qua. Qui 3 giorni, i giorni dopo che mi hanno spaccato la testa. Io non ho detto della zincheria. Ma che giri intorno a quel discorso là? Dovrei essere collegato con la nostra lotta, senz'altro, perché sennò non vi era scopo. I che cercava di deviare le cose, dando la colpa ai bike, perché a Stefano ha sempre avuto la passione della moto, e allora ha cercato di deviare le cose, ma non penso proprio che sì. benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso e l'ora della nostra morte. Amen. Della Chiesa, prega per noi. Della Divina Grazia, prega per noi. Del Salvatore, prega per noi. Della Prudentissima, prega per noi. Lodato Dio Cristo. Sempre scelto. Ciao, vedi Castello? Ciao.
vi ho saputo a murale. Bene, grazie del trasferto. Ciao a tutti. Ciao, arrivederci. Ciao. Non dimmi che sono andato lì pure a roba. Io ho capito ancora. Ah, vai in mosca. Bravo. Ciao Gianni. Buongiorno. Mi sono in comune dove chi riceve le notizie se uno un seggio, ok? Ok? A dopo, ciao. Io casa o via? No, è nato là in seggio. Lei è San Piero. Lei è San Piero.
Guarda, sento. Ma San Piero? Sì. Sì. Qui sono a posto, sì, dal 50 al 60% avvisi, dappertutto. Il sindaco sente. San Piero, manca San Piero. Soddisfazione. Questo vuol dire che il lavoro che è stato fatto in questi 5 anni è stato un lavoro che ha prodotto i suoi frutti e vuol dire che la gente ha apprezzato la continuità, la coerenza, la lealtà e la trasparenza con cui mi sono presentata come squadra. Tutto bene, vedo neanche nessuna piccola ombra, niente. No, cioè non mi sembra che... Quali sono le ombre? No, dimmi ti Lorenzo su Stefano. Quanti? La lista di Valerio? Guarda, non mi ne frega un cazzo di tutto il resto, ma basta che mi dici questo. Guarda, ok, asso qua perché sono massa contento. Non me ne fotte di tutti gli altri merdosi che crepe tutti i video là. Ok? Ci sentiamo più tardi. Ciao. Abbiamo vinto noi altri San Piero. Guarda, non dammi neanche a tirare loro. Perché arrivo questo lì alla fine del tutto re. Sa che niente che si è vinto San Piero. Tutti sti anni se li stai buttati via. Invece abbiamo stravinto. Comunque. Devo dire che lei usa questo. Sì, qua tutti adesso, sì, qua tutti, vero? Sì, vea che io dovevo votare in un paese da miei 200 abitanti, cosa ho avuto pretendere cosa? Ma siamo sempre in minoranza, siamo sempre miserabili noi altri. Sono partito lei adesso che non deve vincere. Sì, ma anche tentare per mandarla fuori. Sante, se te vuoi dire tutto quello che te vuoi, di quello che te vuoi. Ma per me va bene, insomma. E a Gastra ha vinto, però non può dire di aver vinto a San Pietro. Non sono contenta, no, Daniele, è inutile che se questa sia consueazione, ragazzi, siamo a posto. Ma ragazzi, ma non è a posto. Risulta che la lista numero 2, cappeggiata dall'ex, non più ex, ma diciamo lei, sindaco nuovo, ha ottenuto 4.522 voti. Sì, ok. Ehi, silenzio, guarda qua. Una buona notizia, Lorenzo se passa. Viva sindaca! No, viva Lorenzo! Viva Lorenzo! Viva Lorenzo! Viva Lorenzo! Prima di te, guarda
che ne motore a femmina a casa. Comunque San Pietro è l'unico seggio dove abbiamo fatto il 40% circa, mentre negli altri abbiamo fatto una media del 17%. E sempre San Pietro è l'unico seggio dove la Lanzarin ha perso. Cioè negli altri ha una media quasi del 60%, qua San Pietro in a metà. Lei dice di essere contenta, Beh, noi siamo contenti di essere quel paese particolare dove lei comunque non riesce a vincere. Tornassi indietro a questo punto, visto che come sono andate le cose, se n'è andato subito con le torce di fronte a casa di qualcuno. Ciao hermano! Beh, mica so dentro. Evidentemente il presidio che ha reso e il sindaco si è riconfermata. Una volta il detto di noi diceva: fammi povero che ti farò ricco. Non so, maar hier nu erg katay. Erg commissie. Era così con tre nomi. Giacinto, Bellino e Raffaello. E tutti mi chiamano invece Baciccia. Baciccia è andato, la memenda Baciccia è andata, che era allora a quei tempi che era dei salti in banco. E veniva qua che aveva una carovana, diciamo, e faceva spettacolo la sera là così, davamo a vedere, avevo 7-8 anni, no? Davo a vedere che mi sti che saltava e faceva sti salti, e un mio cugino cominciava a dire, era uno che ha il nome Baciccia e l'altro fa Giullino. Mio cugino, al giorno che cominciamo a dirmi, va, te sono meglio tutto Baciccia che salta, e Baciccia, e ancora Baciccia, tutti mi chiamano Baciccia e mi conoscono per Baciccia più che per Giacinto, Bellino o Raffaello.